Bentornati al mio appuntamento con le previsioni meteo, un assaggio estivo che ci prospettano in questo dei prossimi giorni. Godremo di giornate stabili, ben soleggiate, tra qualche temperatura sottile ma innocua e qualche cumulo solamente sulle Alpi, sulle zone appenniniche settentrionali, ma comunque non risentiremo di precipitazioni. Un avviso importante è invece un indemolimento dell'anticiclone che avverrà dalla giornata di domenica per l'arrivo di correnti più fredde dalla Scandinavia che riusciranno poi a scalfire l'anticiclone ad arrivare sulla nostra penisola a partire dalle regioni settentrionali. Una tendenza già confermata e ufficiale da tutti quanti i centri modelistici. Andiamo a vedere proprio quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Come vedete, questa circolazione instabile che invece avremo sull'Europa occidentale influenzerà solo la Spagna o quella occidentale, mentre sull'Egeo continueranno delle precipitazioni. Da noi avremo un potente anticiclone di matrice africana che porterà insomma allo stesso tempo fino a 30 gradi. Pensate, soprattutto tra venerdì e sabato il picco sulle regioni del sud Italia, ma anche fino a parte del centro e sulla Val Padana potremo toccare tra i 29 e i 30 gradi in pianura, e saremo comunque privi di nuvolosità per quanto riguarda le pianure. Come vedete, mercoledì tempo stabile e soleggiato, qualche variabilità di segnale solo sulle Alpi e l'Appennino, ma senza fenomeni. Punte di 26-27 gradi con ventilazione che sarà sempre debole dai quadranti o settentrionali, mentre per quanto riguarda poi la festa dei lavoratori avremo sole su tutta l'Italia, anche se potrà formarsi qualche cumulo sulle zone montane nel pomeriggio, ma senza precipitazioni, saranno molto rari. Per quanto riguarda le temperature, anche fino a 28 gradi, soprattutto sulle zone interne del centro e sulla Val Padana. Poi tra il 2 e il 3 maggio, come vedete, avremo 2 giornate identiche ma con punte però anche fino a 29 e 30 gradi. Attenzione però, perché questa durata nella stabilità sarà ben poca, perché da domenica avremo questo flusso di correnti più fredde, anche associate al minimo che era sulla Spagna, punterà fino alla Francia, potrà formare un piccolo nucleo associato a questa depressione sulla Scandinavia che farà fluire aria più fredda, scenderà fino a raggiungere il nord Italia tra la serata di domenica e poi nella prossima settimana, con rischio quindi di temporali di forte intensità. Attenzione, perché potrebbero arrivare le prime grandinate fino a grosse dimensioni sulle zone di Val Padana, specie quella centro-orientale. Al momento questa la probabilità maggiore, ancora ovviamente per da valutare le aree più esposte al rischio. Poi potrebbe continuare ad esservi un nucleo instabile sul Mar Ligure che poi andrà viaggiando verso sud nel corso dell'inizio della prossima settimana, coinvolgendo anche il resto delle regioni italiane, ma tutto da confermare e lo capiremo nel corso dei prossimi aggiornamenti. Come sempre seguiteci per non perdere i prossimi contenuti.